Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Flottiglia si parte dopo vari slittamenti. Oggi la partenza da Augusta della missione umanitaria per portare aiuti a Gaza. Si congiungerà alle altre imbarcazioni ferme in Tunisia. Maxi operazione contro la criminalità giovanile in tutta Italia. In 20 giorni oltre 60.000 controlli, 300 arresti, armi, droga e violenza social, coinvolte anche le città siciliane. Si dice sorpreso e preoccupato il sindaco di Trapani per la scelta di Birgi come polo di addestramento dei caccia F-35, perplessità anche sulle ricadute sullo scalo civile. Grazie per la vostra accoglienza. In un videomessaggio ai lampedusani il Papa annuncia una sua prossima visita sull'isola. Vietato indossare scollature e abiti succinti, emanata e poi subito ritirata la circolare dell'ospedale civico di Palermo. Gli americani del NAS di Sigonella bonificano la playa di Catania, raccolti rifiuti di ogni tipo sulla spiaggia, anche chiodi arrugginiti, vetri rotti e siringhe. Calcio, domani il Palermo contro il Sudtirolo, va alla ricerca di punti pesanti. Inzaghi annuncia novità di formazione. Trasferta insidiosa per il Catania contro un Cosenza ancora in cerca della prima vittoria. Il Siracusa oggi pomeriggio sfida il Benevento al De Simone. Dunque sta per partire da Augusta la Sumud Global Flottiglia, la missione umanitaria che si unirà alle altre imbarcazioni già ferme in Tunisia. La data di partenza era slittata già diverse volte, ma oggi sembra proprio il giorno giusto. Andiamo subito da Francesco Aloi che si trova sulla banchina del porto di Augusta. Sì, Lorena, lo vedete alle nostre spalle, qui è tutto pronto per la partenza. Dopo diversi rinvii negli ultimi giorni, nelle ultime ore, il momento è arrivato, si parte, i volontari, gli attivisti sono qui in banchina, gli ultimi in verità, perché molti sono già saliti a bordo delle 18 barche a vela che partiranno qui da Augusta e poi si uniranno al resto della flottiglia partito da Tunisi e da Barcellona. Qui davvero c'è un clima molto sereno, seppur un po' preoccupato, perché temono i volontari di essere bloccati in mare, in acque internazionali dalla Marina Militare israeliana. Per il momento qui, se non ci sono ulteriori domande, come vedete alle nostre spalle le operazioni di imbarco continuano e tutto è la linea. Può tornare a Catania. A te. Grazie Francesco Aloi, chiedici pure la linea se arriverà nel corso di questo telegiornale il momento in cui toglieranno l'ancora per finalmente salpare. Andiamo avanti con le altre notizie del nostro telegiornale. Una maxi operazione contro la criminalità giovanile in tutta Italia. In 20 giorni oltre 60.000 controlli, 300 arresti, armi, droga e violenza sociale, controlli anche interventi anche nelle città siciliane. Eva Spampinato. È una fotografia chiara e preoccupante quella scattata dalla Polizia di Stato con l'operazione Alto Impatto condotta su scala nazionale. 20 giorni di controlli mirati, arresti, perquisizioni, sequestri per contrastare una criminalità giovanile sempre più diffusa, organizzata e spesso connessa al mondo digitale. In tutto il paese sono 283 i maggiorenni arrestati, 22 i minorenni fermati, sequestrati 19 kg di cocaina, 79 di marijuana, 38 armi da fuoco, oltre 62.000 le persone controllate, più di 11.000 i minorenni. A Catania 2 giovani arrestati, un minorenne collocato in comunità, controlli nelle strade, nelle piazze, nei luoghi di aggregazione dei giovani, perquisizioni a sorpresa in alcune abitazioni e in strada, da San Cristoforo alla Civita fino a San Giorgio. Sequestrati marijuana, hashish e olio di THC, ovvero un prodotto sempre più diffuso dal potente effetto drogante. Si indaga anche per furti, lesioni e spaccio. Nel mirino
mirino degli investigatori anche i social network, spesso usati per ostentare violenza e denaro facile, un canale pericoloso di emulazione che porta molti ragazzi al primo gradino della criminalità, anche organizzata. Ad Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Gela, perquisizioni nei luoghi della movida, sale gioco, locali, stabilimenti balneari, denunce e sequestri di droga. A Messina 3 arresti per droga e usura e 2 denunce per spaccio e furto di energia. A Gela arrestati 2 minorenni per rapina e detenzione di armi in concorso. La notizia dell'arrivo dei jet F-35 a Trapani sorprende e preoccupa il territorio, ha paura soprattutto per le possibili ricadute sul traffico aereo dello scalo civile. Laura Spanò. Per Trapani è la notizia del giorno, mancava solo l'attestazione messa nera su bianco. A Birgi arriveranno i Top Gun degli F-35 pronti a prepararsi ad entrare in azione. L'aeroporto, da sempre una delle basi principali della NATO e dell'Alleanza Occidentale, sarà il gemello di una base che esiste già negli USA in Arizona. Grande preoccupazione da parte del sindaco Giacomo Tranchida. La Sicilia, la provincia di Trapani è forte Apache sul Mediterraneo? Questo è quello che si paventa. Si sta lavorando per potenziare i presidi militari, ma che lavoro si sta facendo per invece tentare di smussare gli angoli e svolgere una funzione che guarda alla pace e alla cooperazione? Il presidente di Erges, Salvatore Ombra, sembra convinto che il polo di addestramento militare non avrà conseguenze sullo scalo civile del Vincenzo Florio. Di contrario avviso il deputato regionale Dem Dario Safina. Soprattutto perché sull'aeroporto di Birgi la regione siciliana e i territori della provincia di Trapani hanno investito milioni di euro per far sì che questo aeroporto potesse divenire un fattore di sviluppo determinante del nostro territorio. Quale potrebbe essere lo scenario che si prospetta? Sicuramente l'innalzamento dei servizi di sorveglianza. Trapani diventerà una zona rossa, se non proprio così poco ci mancherà. Sorridono invece gli operatori dell'accoglienza per i nuovi arrivi. Molte persone saranno di stanza sul nostro territorio, generando sicuramente un interesse anche sul comparto turistico. Tanto le tratte civili avranno necessità di essere rinforzate, perché oltre alle tratte nazionali incrementate le tratte di collegamento fra lo scalo di Trapani e gli altri scali. Con un videomessaggio registrato in Vaticano, Papa Leone XIV è intervenuto durante la presentazione a Lampedusa della candidatura a patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO del progetto Gesti di accoglienza e ha anche annunciato una sua prossima visita nell'isola. Ascoltiamone uno stralcio. Cari fratelli e sorelle riuniti a Lampedusa, Osha, il soffio, il respiro, questo vi augurate salutandovi nel vostro dialetto. E così vi salutò nel 2013 il nostro amato Papa Francesco quando venne tra voi. Fu il suo primo viaggio. E così nel salutarci oggi a distanza, ma spero presto in presenza di persona, come credenti noi invochiamo gli uni per gli altri lo Spirito Santo. La posizione geografica di Lampedusa e Linosa, infatti, da sempre fa di voi una porta d'Europa. Negli ultimi decenni ciò ha richiesto alla vostra comunità un enorme impegno di accoglienza e un patrimonio immateriale ma reale. Il mio grazie, che è il grazie di tutta la Chiesa. È morto Francesco Pantano, un ragazzino di 13 anni vittima di un incidente monopattino avvenuto giovedì sera nel rione Giostra a Messina. Dopo 2 giorni ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico, dove era stato ricoverato in condizioni disperate, il suo cuore oggi ha smesso di battere. 74 anni, tanto sangue freddo e prontezza di spirito a Catania. Un anziano ha sventato una truffa e fatto arrestare il malfattore. Eva Spampinato.
Tentano di truffarlo con la solita inquietante messa in scena: telefonata trappola, finto incidente, figlio nei guai, soldi per risolvere tutto e pagare una cauzione che in Italia non è nemmeno contemplata dalla legge. Ma lui, un anziano di 74 anni, capisce subito il trucco e ribalta la storia. È successo a Catania: un truffatore si finge un uomo delle forze dell'ordine e contatta telefonicamente un anziano dicendo che il figlio aveva investito una donna portata in ospedale in gravi condizioni. Il 74enne capisce subito che potrebbe essere una truffa e mentre intrattiene al telefono il finto poliziotto, con l'aiuto di un parente chiama la polizia, quella vera. Gli agenti della questura di Catania raggiungono l'abitazione dell'anziano e fanno scattare la controtrappola. Circondano l'abitazione e le vie adiacenti con volanti e uomini in borghese. Il finto agente chiede una cauzione di 7.500 euro per ottenere il rilascio immediato del figlio. L'anziano sta al gioco e dice di avere solo 4.000 euro in contanti, il resto in oro. Intanto i poliziotti in borghese si appostano in vari punti. Da lì a poco arriva un'auto con il delegato del truffatore, un 43enne catanese, che sale in casa dove trova l'anziano, la busta con i soldi, ma anche gli agenti della questura di Catania, che lo arrestano per tentata truffa aggravata. L'uomo, che aveva già altri precedenti, è finito ai domiciliari e sono in corso accertamenti per l'identificazione di eventuali complici. Niente scollature e abiti succinti. Un dirigente dell'ospedale civico di Palermo emana, ma poi subito ritira questa circolare dal tono sessista. Marco Gullà. Non sono appropriati abiti succinti o eccessivamente informali, scollature marcate, spalle scoperte, abiti trasparenti o abbigliamento che possa risultare inadeguato al decoro dell'ufficio. Questo è il contenuto di una circolare inviata dal direttore del Dipartimento Amministrativo dell'Ospedale Civico di Palermo a tutto il personale, che ha generato ovviamente imbarazzo tra i vertici del nosocomio, che nel giro di poche ore hanno deciso di ritirare in autotutela la nota con cui i dipendenti venivano richiamati all'ordine. Per rimediare all'iniziativa del dirigente Vincenzo Spera, il direttore generale sanitario e amministrativo, rispettivamente Walter Messina, Domenico Cipolla e Vincenzo Barone, hanno annullato la nota, spiegando al personale amministrativo di non tenerne conto e sottolineando che la nota non è condivisa nei suoi contenuti, non autorizzata dalla rappresentante legale, non soggetta alla direzione amministrativa e neppure sottoposta a nostra preventiva visione. I vertici del civico, contattati da noi telefonicamente, spiegano che questa circolare non è stata condivisa. Inoltre, l'amministrazione stigmatizza qualunque forma di violenza o pregiudizio sessista contro le donne lavoratrici. La guerra dei rifiuti. Agli incivili rispondono gli americani del NAS di Sigonella, che si sono messi a bonificare la playa di Catania. Guardate che cosa hanno trovato. Ci andiamo con Tonino De Mana. 30 maxi buste riempite in soli 30 minuti. Dentro spazzatura di ogni tipo, ma anche pedane in legno, bottiglie di vetro rotte, chiodi arrugginiti e persino siringhe. È scattata una nuova offensiva contro la guerra dei rifiuti. A lanciarla i militari americani del NAS di Sigonella, il Rotary Catania Ovest, il Rotaract e le istituzioni locali. Teatro dello scontro tra amanti dell'ambiente ed incivili. La spiaggia libera numero 1 della playa. Non ci arrendiamo e grazie alla tradizione, alla grande tradizione ambientale che proviene dagli Stati Uniti, continuiamo a fare queste attività. Gli fa eco l'assessore al mare Guzzardi. Tutti quanti insieme sicuramente non possiamo cambiare la città. In pochi minuti, una ventina, sono finiti tutti i sacchi. E quindi cosa significa? Vuol dire che ancora c'è bisogno di più educazione civica e rispetto per l'ambiente. Bottiglie, vetro, cartacce, pedane e anche siringhe. Sì, a me sono state rinvenute anche le siringhe, questo vuol dire che non è un messaggio positivo, soprattutto perché qui insieme a noi ci sono anche dei bambini dell'associazione di Librino che ci stanno dando una mano insieme al municipio, e questo è un segnale importante per far capire che dobbiamo fare di più tutti quanti insieme per il rispetto dell'ambiente e per il rispetto di tutta la città. Solidarietà e senso civico portati avanti dal Rotary Catania Ovest. Ci dispiace dire che a distanza di un mese vediamo che la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata. E questo è un discorso fondamentalmente di cultura. Il comune di Catania ha garantito supporto logistico e smaltimento dei rifiuti, ancora una volta raccolti a tonnellate. Ci fermiamo, c'è una pausa, ma torniamo subito dopo con altre notizie. Torniamo subito ad Augusta, dove Francesco Loi sta seguendo i preparativi per ormai imminente partenza della flottiglia. Da te, Francesco. Sì, Lorena, noi siamo in questo momento con José, uno dei portuali di Genova, che è pronto
a salpare con la flottiglia ad arrivare alla striscia di Gaza, almeno questa è la vostra volontà. Poi lo abbiamo già detto nel primo collegamento in apertura, la paura di essere bloccati dalla Marina Militare è tanta, però voi non vi fate fermare, partite. Sì, abbiamo già organizzato uno sciopero generale con l'Unione Sindacale di Base per il 22 settembre. Qualora ci fermassero, ovviamente se ci fermano prima di quella data bloccheremo tutto prima, se ci fermano dopo ovviamente bloccheremo dopo. Abbiamo organizzato sia a livello nazionale i portuali, sia a livello del Mediterraneo che internazionale uno sciopero appunto di blocco nel momento in cui bloccheranno la Global Summit Flottiglia. Quindi siamo pronti, diciamo, a partire, il morale è alto e abbiamo la protezione con l'equipaggio di terra. Quanto manca alla partenza? Abbiamo salutato tutte e tutti, soprattutto io ho una figlia di 14 anni che si chiama Sofia, che ovviamente saluto di nuovo, e la mia compagna. Chiedeva da studio Lorena Dolci, quanto manca alla partenza? Qualche minuto, ci danno l'ok e partiremo. Va bene, grazie Lorena. Come dicevamo, fa già qualche barca è partita, proprio qualche... Purtroppo stiamo avendo adesso problemi con il collegamento, come si dice in questi casi ai navigatori, buon vento alla flottiglia. Grazie Francesco, abbiamo ancora altre notizie nel telegiornale, parliamo di termovalorizzatori perché c'è una data per la firma del contratto, sarà una svolta storica, dice il presidente della regione. Sentiamo Maglio Viola. Sarà firmato il prossimo 22 settembre a Palazzo d'Orleani il contratto per la progettazione dei 2 termovalorizzatori siciliani a Palermo e Catania. Dopo l'assegnazione della gara da parte di Invitalia arriva dunque la data precisa per la firma e con essa si rispetta il cronoprogramma che prevede l'avvio dei lavori entro la fine del 2026. Dalla firma del contratto ci saranno 5 mesi per la consegna della progettazione e dello studio di fattibilità, poi partirà la gara per la costruzione vera e propria degli impianti ed entro la fine del 2026 dovranno iniziare i lavori veri e propri che dovranno concludersi nel 2028. I termovalorizzatori permetteranno di risparmiare 100 milioni l'anno evitando di spedire i rifiuti all'estero. La loro realizzazione non si fermerà neanche di fronte alle forze che tentano di bloccarla, promette Schifani. Siamo davanti a una svolta storica, a un obiettivo che per anni, dico per anni, è sembrato irraggiungibile. Ormai ci siamo. La Sicilia cambia davvero passo e insieme andiamo avanti. E non ci fermeremo, anche se ci sono forze e apparati ostili che dicono sempre no allo sviluppo della nostra terra. Andremo avanti. Intanto ieri sera a Roma il presidente della regione ha ricevuto da Assoambiente il premio PIMBI 2025 proprio per i termovalorizzatori che si stanno realizzando in Sicilia. In via Calliope a Catania un uomo di Mister Bianco è stato sorpreso dalla polizia locale mentre gettava dei sacchi pieni di immondizia. L'uomo è risultato oltretutto privo di patente, senza copertura assicurativa né revisione. Al trasgressore, oltre al sequestro del mezzo, sono stati elevati verbali per oltre 10.000 euro. E adesso andiamo a bordo della nave Mimbelli della Marina Militare che ha fatto sosta in Sicilia al porto di Siracusa. A bordo c'erano anche alcuni giovani siciliani che stanno frequentando il corso per allievi marescialli. Francesco Aloi. Essere a bordo di questa nave per me, come per gli altri, credo sia un onore, visto che ci stanno permettendo di svolgere quello che sarà un giorno il nostro lavoro. Clarissa ha 21 anni, catanese, è tra i siciliani a bordo della nave Mimbelli della Marina Militare. Durante la sosta a Siracusa ne ha approfittato per salutare la famiglia. E quindi poter salutare i nostri parenti dopo un lungo periodo in mare comunque. Un piccolo momento di pausa quindi, prima di ripartire verso Taranto, destinazione finale della campagna estiva del corso allievi marescialli. È stato sicuramente un anno impegnativo, diverso dalla quotidianità di cui ero abituato, diciamo, nella mia città, a Messina. Per me la Marina Militare è la forza armata più bella, più dinamica, ti offre un sacco di sfide. In 153, tutti giovanissimi della scuola di Taranto erano salpati a fine luglio. Un viaggio nel Mediterraneo lungo quasi 2 mesi. Abbiamo visitato la Grecia, la Turchia, Cipro, l'Egitto e il Montenegro. Durante la navigazione è vietato l'uso del cellulare. Lontano da ogni distrazione, quindi, si instaura un clima molto sereno.
di famiglia. C'è un'attività che scorre 24 ore su 24 con turni di guardia. Durante i turni di guardia gli allievi, così come l'equipaggio, si avvicendano nei vari servizi. Ma oltre alla formazione, la nave è sempre operativa. Con l'operazione Mediterraneo Sicuro contribuisce alla sicurezza del nostro paese. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva. Siamo al calcio, torna in campo domani il Palermo che contro il Südtirol va alla ricerca di punti pesanti. Inzaghi annuncia novità di formazione. Marco Gullà. Pieno di benzina e pronto immediatamente a ripartire, il Palermo domani al Druso contro il Südtirol va alla ricerca della continuità, tanto invocata dal tecnico Pippo Inzaghi. Il tecnico rosanero in sala stampa ha annunciato che ci saranno diversi cambi di formazione in questo ciclo di partite ravvicinate e giocheranno tutti, puntando sulla forza e la profondità dell'intera rosa. Dopo 3 partite fatte bene dobbiamo dare continuità, la sosta è arrivata penso nel momento giusto, avevamo bisogno di lavorare ancora per mettere benzina nelle gambe soprattutto a chi è arrivato dopo e poi noi non dovrà cambiare lo spartito, nel senso potranno cambiare i giocatori, come ho già detto ai ragazzi andremo a giocare 6 partite in 20 giorni. Abbiamo una rosa di 19 giocatori, per cui sapete benissimo che con 19 giocatori ogni 3 giorni ne dovrò cambiare 5 o 6. Cambi già a partire da domani. Palumbo verso una maglia da titolare giocherà sulla tre quarti assieme a Brunori alle spalle di Poyampalo. Possibile panchina per Gyasi, fino adesso sempre titolare. In difesa ballottaggio Peda di Achite. Trasferta vietata, tifosi del Palermo residenti in Sicilia, decisione che ha riscosso polemiche e delusione da parte dei tanti sostenitori che avevano già acquistato il biglietto. Trasferta insidiosa per il Catania contro un Cosenza ancora in cerca della prima vittoria. È la partita che può pesare le reali ambizioni del Catania in quanto fatto sinora nelle prime 3 partite. 3 vittorie, 2 nette, una quella di Cava di grande carattere che hanno portato i rossazzurri al primo posto in classifica. La trasferta di domani a Cosenza arriva nel momento in cui la squadra di Toscana ha già buttato giù la maschera contro un avversario che non attraversa certo un periodo facile o felice. La retrocessione, la crisi societaria con la nomina del nuovo DG proprio nelle ultime ore, la contestazione dell'ambiente sono tutti elementi che stanno segnando questo avvio del campionato dei lupi, ma Toscano invita a non fidarsi. Tenne alte, io non ci credo a problematiche. È normale che un club che viene da una retrocessione si porta dietro delle situazioni che deve risolvere, ma tutte queste difficoltà, queste cose ci credo poco. Noi dobbiamo essere concentrati sui 90 minuti sul rettangolo di gioco. Boucher deve rinunciare ancora allo squalificato Garritano, assente anche Kufarlidis. Il tecnico rispetto al match col Crotone dovrebbe confermare la difesa a 4 e operare un'unica variazione, lanciando dal primo minuto Belgeldo nel ruolo di Melzara al posto di Quan. Sulla tre quarti Cannavò e Florenzi dovrebbero agire alle spalle di Mazzocchi. Toscani invece dovrebbe dare continuità alla formazione che bene ha fatto ultimamente con la conferma di Pieraccini a sinistra al posto di Celli e con Jimenez davanti a Ciccerelli. Dietro forte non ci sarà Caturano, ma torna tra i convocati Di Tacchio. È una grande notizia che Ciccio si è allenato con la squadra senza avere alcun problema e a vederlo in faccia e negli occhi la sua felicità di essere tornato in gruppo, perché è stato in un momento dove si prevedeva un lungo stop perché doveva andare a sottoporsi a un intervento chirurgico, ad oggi ad essere a disposizione della squadra. Questa è una grande notizia. Gara vietata ai tifosi rossazzurri, diretta in TV, in chiaro e in esclusiva su Telecolor. Il calcio d'inizio è alle 15, diretta stadio vi porterà al San Vito Marulla già un'ora prima. Impegni casalinghi per le altre siciliane di Cici, dice tutto Sergio Collosi. Gaetano Auteri, siracusano di Floridia, seppur squalificato, torna ad avversario nella sua città e al Nicola De Simone, dove è stato protagonista sia da calciatore che da tecnico. A Marcordi intenso ma breve, perché Siracusa-Benevento è quasi un crocevia. Azzurri alla disperata ricerca del primo punto in Serie C. In una corsa ad ostacoli, oggi Campani, sabato prossimo a Crotone. La missione è sbloccare lo 0 in classifica. Vigilia agitata per il Benevento, sconfitto a Casarano e con Auteri già in discussione.
Partita difficile ma non impossibile per gli azzurri. Novità in formazione soprattutto a centrocampo con il possibile esordio di Damian e in attacco con la convocazione di Parigini e Capagni ancora titolare, infortunati Frisenna e Molina. Abbiamo lasciato per strada punti, forse in maniera immeritata come la settimana precedente, ma questo ci deve essere da grande stimolo e penso che i miei ragazzi l'abbiano recepito sin da subito, hanno fatto sicuramente una buona settimana. Ci manca ancora qualcosa, purtroppo qualche calciatore per noi importante si è fermato durante la settimana. Siamo un po' indietro dal punto di vista fisico, ma miglioriamo di giorno in giorno. Avversario campano anche per il Trapani, che domani pomeriggio ospita al provinciale la Casertana degli ex Toscano e Liotti. I granati inseguono la terza vittoria di fila e una continuità che fa rima con imbattibilità. Numeri e rendimento di una squadra matura, pronta a cancellare la penalizzazione e ripartire con vista sull'obiettivo stagionale dei play-off. Problema a sinistra per l'infortunio di Pirrello e la squalifica di Giron, possibile arretramento di Benedetti. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.